Reato di terrorismo di piazza, un nuovo PDL presentato oggi qui in Regione ma anche in sede di Senato a Roma. Ecco, di che cosa si tratta? Si tratta di una proposta di legge statale di iniziativa regionale per quanto concerne la nostra presentazione, mentre quello che verrà presentato al Senato sarà un PDL normale. Vogliamo introdurre quello che è il terrorismo di piazza introducendo l'arresto differito. Cosa significa? Significa che oggi, quando c'è una manifestazione di piazza che degenera, con un'aggressione ai forze dell'ordine, con gravi danni causati nell'area circostante, con incendio di auto, devastazione di vetrine, oggi se quelli delinquenti non vengono arrestati immediatamente, poi non sono perseguibili. Mentre con questa proposta noi vogliamo introdurre nel codice penale anche questa possibilità che attraverso filmati, attraverso testimonianze, si possano andare ad arrestare questi personaggi anche il giorno dopo. Quindi insomma un fatto importante perché grazie proprio spesso ai filmati e alle fotografie si può risalire al responsabile ma che a tutt'oggi non può essere perquisibile. Infatti è una cosa che non possiamo accettare, visto che causano gravissimi danni, soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine e spesso e volentieri queste persone, questi rappresentanti delle forze dell'ordine vengono feriti e purtroppo non hanno nemmeno la tutela e l'assistenza sanitaria, almeno che questi delinquenti finiscono nelle patrie galere.